Quando vedo una coppia di giovani e mi immagino che lui se la scopa e che lei prende la pillola o porta il diaframma, sento che questo è il paradiso, che ogni vecchio ha sognato per tutta la vita. Gesti e legami messi da parte come una mietitrebbia obsoleta e ogni giovane che va giù per lo scivolo verso una felicità senza fine. E mi chiedo se qualcuno mi abbia mai osservato 40 anni fa ed abbia pensato, ecco, quella sarà vita, senza più Dio, senza più sudori nel buio per via dell'inferno o simili, o per dover nascondere ciò che pensi del prete. Lui e quelli della sua risma andranno tutti giù per lo scivolo, come dei maledetti uccelli liberi. E subito, piuttosto che parole, viene il pensiero di finestre alte, il vetro che comprende il sole e dietro di esso l'aria azzurra e profonda che non mostra niente, non è da nessuna parte ed è infinita. Finestre alte di Philip Larkin.